Cercheremo di far capire cos'è Treviso, cos'è la città, cos'è l'ambiente, cosa sono i tifosi. Il primo passo di Capitani in Bro è proprio questo, insegnare ai nuovi arrivati la passione che Treviso prova per il basket. Squadra quasi totalmente rinnovata e coach Menetti chiamato a ricreare una chimica giusta per affrontare una stagione inevitabilmente particolare. La seconda della De Longhi in Serie A dopo l'esordio congelato dal coronavirus. Un assaggio di Serie A che è comunque servito. Bisogna essere sempre concentrati, sempre all'altezza, che in Serie A non ti puoi permettere di avere dei cali di tensione perché poi in un attimo puoi perdere la partita. De Longhi in fase di rodaggio con test molto positivi negli ultimi giorni contro Reyer Venezia e Virtus Bologna. La stagione parte il 27 settembre, inizio tosto, subito in casa a Trento, poi già alla seconda contro Milano. Sicuramente l'inizio del campionato è come tutto un'incognita perché la prima partita sarà sempre emozionante. Noi cercheremo di arrivare pronti e dare il meglio di noi. Una stagione nella quale la longa manus del coronavirus si farà sentire, l'incertezza su contagi e spalti vuoti. Per chi conosce il cuore e il tifo del Palaverde, la speranza è che si torni quanto prima alla normalità. È possibile andare al mare, è possibile viaggiare in aereo tutti attaccati e non è possibile che i tifosi vengano alla partita. Con le giuste regole, con il giusto distanziamento, secondo me è una cosa possibile perché senza tifosi cambia molto.